Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Tutti in coda per la playa, automobilisti incolonnati per ore per raggiungere le spiagge catanesi nella prima domenica d'estate. Bagni vietati a Sferracavallo, l'ordinanza del sindaco motivata dalla presenza di liquami in acqua, ma molti bagnanti decidono di tuffarsi ugualmente. Il corteo del Pride divide la politica a Palermo, scontro aperto tra il sindaco Lagalla e la sua vice Varchi sul patrocinio alla manifestazione, sullo sfondo le tensioni per il rimpasto della giunta regionale. Le case fra i templi, nuovi rinvenimenti storici nella Valle dei Templi di Agrigento, i recenti scavi hanno portato alla luce abitazioni di età greca. Calcio, si torna a trattare per la vendita del Messina. Nei prossimi giorni il presidente Sciotto dovrà decidere sul futuro del club. E questa è stata la prima vera domenica d'estate alla playa di Catania, presa letteralmente d'assalto dai bagnanti che sono rimasti lunghe ore in fila per raggiungere il mare. Per noi c'era Emanuela Corsi. Molta confusione, d'altronde tutte le persone per entrare qua bloccano la strada, quindi significa che per esserci afflusso c'è interesse, per esserci interesse c'è qualità. Tutti al mare in questa prima domenica d'estate. La playa di Catania è stata presa d'assalto da famiglie e gruppi di bagnanti che ne approfittano per fare un tuffo in mare e prendere la prima tintarella. Abbiamo iniziato presto alle 8 perché avendo un bambino piccolo... Adesso si va a casa perché c'è troppo caldo. Sì, il bambino non può stare sotto il sole dopo le 12 e quindi andiamo via. Ci siamo divertiti, anche se sono state poche ore, è stato divertente. Siete venuti presto? Sì, abbastanza presto, ci dobbiamo godere la mattinata. La spiaggia libera numero 3 si presenta così, ordinata, pulita e attrezzata. Pulita, bellissima. Qui sono presenti passerelle, docce, mastelli per differenziare i rifiuti. Vari cartelli ricordano ai fruitori di rispettare l'ambiente. Oggi le spiagge sono un occhiello, un fiore all'occhiello di Catania, quindi anche un omaggio alle nostre spiagge. Presenta anche un'area di sgambamento per gli amici a quattro zampe. Come promesso dal comune, tutte le spiagge libere infatti sono pet friendly. Bagnanti anche nella spiaggia libera numero 1, migliorata rispetto ai giorni scorsi. I rifiuti sono spariti e l'installazione dei servizi è quasi ultimata. Unica pecca di questa giornata al mare, il traffico. Per raggiungere la spiaggia si impiega anche un'ora e mezza, come ci racconta questa famiglia. Siamo in macchina da un tempo infinito, veniamo da Ciriale, quindi insomma un po' di traffico e quant'altro. Più di un'ora, solamente per il tragitto da qua, dalla rotonda a qua. Va meglio per chi sceglie di spostarsi con i mezzi a due ruote. Fortunatamente eravamo con lo scooter, sì, in macchina non si potrebbe. Quasi nessuno opta invece per i mezzi pubblici. Avevamo altre cose da fare, quindi era più complicato gestirle, però tipicamente con i mezzi pubblici sì. Intanto con l'avvio della bella stagione sono stati predisposti dai carabinieri una serie di controlli volti a tutelare la salute dei cittadini che usufruiranno degli stabilimenti della playa e dei lavoratori impiegati nel settore. Il corpo di un uomo dell'apparente età di 50-60 anni, non ancora identificato, è stato recuperato dal nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco nello specchio d'acqua antistante il lido Bellatrix alla Scogliera di Catania. Il cadavere è stato trasferito su un gommone alla Capitaneria di Porto e messo a disposizione delle autorità giudiziarie, del medico legale e della Guardia Costiera per l'identificazione e i successivi accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. A Sferracavallo invece bagni vietati per la presenza di scarichi di fogna, ma in pochi lo sanno e non rinunciano al tuffo domenicale. Marco Gullà. Il cartello c'è e lo vediamo dalle immagini fatte questa mattina. Di controlli, invece, nemmeno l'ombra. Divieto di balneazione in un ampio tratto del litorale della borgata marinara di Sferracavallo a Palermo. Le rivelazioni dei tecnici dell'azienda sanitaria provinciale hanno fatto emergere una forte presenza di enterococchi intestinali. Il sindaco Roberto Lagalla, pertanto, ha firmato un'ordinanza che vieta di fare il bagno in un'ampia fascia di costa che parte a ovest dalla Baia del Corallo, comprende lo stabilimento bagni e arriva fino alla scogliera di Barcarello all'altezza di Via del Tritone. Eppure in molti oggi sfidano questo divieto. Sì, ho fatto il bagno anch'io, l'acqua era molto fresca, molto limpida e oggettivamente non c'era nessuna rilevazione di, che ne so, scarichi o quant'altro, quindi non abbiamo capito questo divieto da dove, in quale posto effettivamente ci fosse. Probabilmente
pensiamo vicino al porticciolo, perché qui non ci sono, diciamo, grandi insediamenti tali da giustificare l'inquinamento, diciamo, di cui abbiamo visto e sentito questa notizia che c'era il divieto di balneazione. Non si è capito per cosa, però esattamente. Nel tratto di acqua dove c'è il divieto di balneazione, come vediamo, anche alcuni bambini fanno il bagno. In molti non hanno visto il cartello. Bellissimo, anche se il tempo è brutto, è stato bellissimo. Però c'è il divieto di balneazione. Ah, vero, no, l'ho saputo, vedo, poi io so che è da sopra la piazza. Nell'orario mattutino in cui siamo stati presenti non c'erano controlli da parte dei vigili urbani, così in molti hanno fatto comunque il bagno. Non siamo stati qua, siamo stati alla riserva marina. Com'era l'acqua? Perfetta, meravigliosamente bella. Nei prossimi giorni verranno ripetuti i prelievi e le analisi. L'obiettivo è capire se si è trattato di un allarme episodico legato a sversamenti anomali o se l'inquinamento è persistente. E restiamo a Palermo, dove il corteo del Gay Pride ha fatto esplodere le tensioni all'interno della giunta del sindaco Roberto Lagalla, divisa sul patrocinio concesso alla manifestazione. All'orizzonte rimpasti in giunta e alla regione. Maglio Viola. Una manifestazione divisiva, non certo una festa di partecipazione. Torna ad attaccare il Palermo Pride il vice sindaco di Palermo Carolina Vacchi, esponente di Fratelli d'Italia, di recente eletta segretario di presidenza alla Camera. All'indomani dello scontro in giunta sul patrocinio concesso dal comune alla manifestazione, Fratelli d'Italia non arretra neanche di un passo nonostante sia accerchiata nella maggioranza. Lo scontro che sale di tono è politico prima ancora che ideologico. Il Pride ha fatto emergere tensioni già esistenti ma tenute a bada fra i meloniani e il resto della coalizione. Ma l'attacco della piazza del Pride, che chiede le dimissioni della Vacchi, sembra aver rinfocolato ulteriormente gli animi. Quella andata in scena ieri non è stata una manifestazione inclusiva, non è stata una manifestazione per generici diritti, è stata una manifestazione divisiva di una precisa parte della nostra società che vuole avversare il governo Meloni, ma soprattutto che vuole avversare la nostra proposta di legge per rendere la maternità surrogata punibile anche quando commessa all'estero. Per questo motivo io ritengo che dare questo patrocinio sia stato profondamente sbagliato, perché sono convinta che chi vuole scendere in piazza su temi così divisivi per attaccare un governo in carica perché legittimamente eletto dagli italiani lo debba fare senza soldi pubblici, quindi libertà di pensiero, libertà di manifestazione garantita per chiunque ma senza soldi pubblici. Nessuno spazio dunque ad una mediazione, almeno per ora, alla luce delle parole di ieri sera del sindaco che parlava di accoglienza e di inclusione. Credo che l'accoglienza sia un dovere e credo che ogni amministrazione, soprattutto quando si tratta di fatti che investono scelte di tipo personale, deve essere nelle condizioni di offrire la propria attenzione e ancora una volta la propria accoglienza. Ma sullo sfondo non c'è soltanto il Pride, ma un rimpasto nella giunta Lagalla annunciato già prima delle elezioni amministrative di maggio e giugno e che adesso giunge alla sua fase conclusiva. Un rimpasto a Palermo che fa da apripista ad un rimpasto regionale. Due eventi nei quali si giocano gli equilibri dentro la maggioranza di centrodestra. Il Pride è servito a far emergere l'accerchiamento che oggi vive Fratelli d'Italia, dicono sottovoce gli esponenti del partito della Meloni, che adesso puntano ad un chiarimento, altrimenti dicono che provino a governare senza di noi. Una bambina di 3 anni e la madre ucraina di 44 sono scomparse da 2 giorni a riposto nel catanese. L'ipotesi è che si sia trattato di un allontanamento volontario. A denunciarlo ai carabinieri è stato il padre della piccola, Leonardo Pappalardo, che teme che la moglie possa aver deciso di portare la figlia fuori dall'Italia, magari per ritornare al paese d'origine insieme ad un'altra figlia avuta da una precedente relazione. Secondo quanto si è appreso, la donna sarebbe andata via dopo un litigio col marito, non dando più segnali né di sé né delle 2 bambine. La Procura di Firenze ha chiesto l'arresto di Salvatore Baiardo, accusato di calunnia. Avrebbe screditato alcuni pentiti di mafia per salvare Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi. Il GIP ha negato, ma se ne riparlerà il 14 luglio. Natale Bruno. Salvatore Baiardo, l'uomo che ha previsto con largo anticipo l'arresto di Matteo Messina Denaro, che ha inguaiato Massimo Giletti, costretto a lasciare la trasmissione Non è l'Arena sulla 7, è indagato per calunnie e per favoreggiamento aggravato dalla Procura di Firenze.
avrebbe screditato alcuni pentiti di mafia per salvare Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi, tutti e due iscritti come mandanti esterni nel registro degli indagati alla Procura di Firenze per le stragi del 1993. I magistrati toscani tempo fa hanno chiesto il suo arresto, non concesso dal GIP. Si deciderà nell'udienza del riesame del 14 di luglio. Per l'ex gelataio di Omegna, già condannato negli anni 90 per avere favorito la latitanza degli stragisti Giuseppe e Filippo Graviano, questo nuovo capitolo è un salto nel passato. Baiardo avrebbe favorito Marcello Dell'Utri, era indagato anche Silvio Berlusconi, indagato in concorso per strage, già in passato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. I nuovi guai giudiziari di Baiardo iniziano con la chiusura della trasmissione condotta da Massimo Giletti e in particolare da alcune rivelazioni mai andate in onda per la fine anticipata del programma. Tutto ruota attorno alla famosa foto che Baiardo, secondo la ricostruzione di Giletti, ha mostrato al conduttore. Giletti avrebbe riconosciuto un giovane Silvio Berlusconi, Francesco Delfino, il generale dei carabinieri al centro di 1000 misteri, ma anche nello scatto ci sarebbe stata una terza persona, tale Giuseppe Graviano. È il conduttore a mettere gli inquirenti sulla pista della foto raccontando questa confidenza dal momento che Baiardo aveva iniziato il suo gioco preferito, dire e non dire, annunciare e ritrattare. Aveva promesso la foto senza mai consegnarla. Così i pubblici ministeri hanno ascoltato anche Baiardo per confermare le confidenze di Giletti, ma l'ex gelataio ha negato e ha accusato il conduttore di aver detto il falso, ma a smentire l'amico dei Graviano ci sono le intercettazioni. Negli ascolti si parla della foto e la conferma arriva proprio dalla viva voce di Baiardo. Non c'è solo il giornalista televisivo nella lista dei calunniati, ma anche Gaspare Spaduzza, il collaboratore di giustizia che ha contribuito a riscrivere la vera storia delle stragi di Via D'Amelio. Baiardo nei primi interrogatori in tutte ne ha resi 5 e ha parlato di soldi che avrebbe preso dal mandamento di Brancaccio, quello gestito dai Graviano con il coinvolgimento di Spatuzza e di un politico di zona, un racconto, secondo gli inquirenti, privo di riscontri e destituito di ogni fondamento. Incidente mortale sulla strada statale 115 in direzione di Marinella di Selinute, nella zona di Castelvetrano, siamo in provincia di Trapani. A perdere la vita un centauro di 61 anni, Luciano Montalto, che in sella ad una moto insieme ad una ragazza di 23 anni rimasta leggermente ferita, ha tamponato un'altra moto durante un motoraduno. Altro incidente sull'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo, nella zona di Carini, dove un'auto ha cappottato e 2 ragazze sono rimaste ferite, una in modo grave. In un terzo incidente è rimasta ferita un'altra ragazza di 21 anni. Nuovi scavi nell'area nord della Valle dei Templi di Agrigento. Sono riemerse case di età greca, frammenti di vita quotidiana tra le abitazioni dell'antica Acragas. Sentiamo Davide Sardo. Straordinari rinvenimenti storici nella Valle dei Templi di Agrigento. I recenti scavi finanziati dal Parco Archeologico nell'area residenziale a nord della Collina dei Templi hanno dato alla luce un ampio settore di abitato. Si tratta di case di età greca, la cui fase principale termina con la conquista e la distruzione della città da parte dei cartaginesi. Abbiamo trovato tutta una serie di oggetti a corredo di queste abitazioni più o meno importanti e che sono allo studio delle nostre archeologhe, che sono al laboratorio di restauro per essere lì visionate e restaurate laddove ce n'è la necessità, ma devo dire è un cantiere che non finisce mai di stupire. Questi reperti ritrovati ci raccontano di una popolazione, di una gente costretta a fuggire e a lasciare, come dice Diodoro, tutto quello che costituiva la loro felicità. E quindi dobbiamo immaginare gli agrigentini profughi che su istigazione, su incitamento dei loro generali, lasciano tutto quello che faceva parte della loro vita quotidiana e si rifugiano altrove, appunto, per scampare appunto alla morte della furia cartaginese. Il cantiere è aperto al pubblico e si possono ammirare da vicino i sorprendenti ritrovamenti venuti alla luce. Turisti e non solo avranno l'opportunità di guardare l'area da vicino, osservare gli archeologi al lavoro durante gli scavi e conoscere l'affascinante storia che i reperti narrano, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 15, con accesso dalla Via Sacra.
Il cadavere di un cane carbonizzato e con le zampe legate è stato trovato a Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento. L'AIDA, l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, ha deciso di dare 10.000 euro a chi con proprie informazioni aiuterà ad individuare il responsabile o i responsabili dell'uccisione del cane praticamente bruciato vivo. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio. Sono tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo che scelgono la Sicilia per le vacanze. A Salina abbiamo incontrato Enzo Iacchetti. Sentiamo Eva Spampinato. Ogni volta che devo venire in Sicilia io sono felice, sia con il teatro, sia per vacanza, sia per... Andiamo in Sicilia subito. Enzo Iacchetti ritorna a Milano con il profumo della Sicilia sulla pelle. Ospite del premio Troisi, lo abbiamo incontrato dopo una passeggiata in motorino lungo i tornanti di Salina che da Malfa portano a Pollara, luogo simbolo dell'isola e di un film, Il Postino, che la rese celebre. Dopo il giro in motorino, quali sono le impressioni? Mal di schiena pazzesco, perché guidava mio fratello e egli aveva il casco stretto. Abbiamo preso una giornata straordinaria, per cui per uno che vive a Milano fare un giro con quest'aria è un piacere. Quindi adesso puoi capire davvero perché Troisi scelse Salina per ambientare Il Postino? Porca miseria, c'è l'imbarazzo della scelta però, E da buon turista Iacchetti non poteva non onorare le specialità culinarie di Salina. Siamo andati a mangiare a Lingua, poi da Alfredo c'è la granita più buona dell'isola, così dicono, e anche lì abbiamo fatto il nostro dovere da turisti. Poi io che sono anziano sono dovuto rientrare per un breve sonnellino. Attore comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantante, Enzo Iacchetti è uno dei volti storici del TG satirico di Striscia la Notizia, che conduce dal 1994 in coppia con Ezio Greggio. TV e teatro al centro della sua lunga carriera. Anche la comicità e cultura, ha detto sul palco del premio Troisi, ma non quella che viaggia sui social e su YouTube. Com'è cambiata la comicità dai tempi di Gabber, diciamo così, ai giorni d'oggi, agli youtuber? È una domanda difficile che scatenerà le solite polemiche, insomma per me gli youtuber non sono dei comici. I giovani di adesso bravi saranno una decina, tutti gli altri non so perché facciano questo mestiere. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi torniamo con lo sport a tra poco. Ed eccoci allo sport. Domani inizia una settimana importante per il futuro del Messina. Il presidente Sciotto dovrà decidere se proseguire la sua esperienza oppure cedere la società. Sentiamo Sergio Colosi. La storia infinita tra Pietro Sciotto e Fabrizio Mannino è pronta a scrivere un altro capitolo, forse quello decisivo, ma potrebbe non essere l'ultimo. Dopo accuse e rimpalli di cifre, patti di riservatezza violati e telefonate private registrate e poi diffuse, il presidente del Messina e il maggiore indiziato all'acquisto del club sono pronti a riprendere la trattativa. Mannino prepara una nuova offerta e Sciotto dovrà uscire allo scoperto, privarsi del Messina oppure proseguire la lunga agonia giallorossa. Certamente non può più far passare la linea che nessuno ha richiesto alla società, oppure non è stata proposta una cifra congrua, in quanto l'armatore piemontese ci prova da mesi ed è disponibile ad un nuovo sforzo economico. Sull'asse Torino-Messina-Dubai ci sono già stati contatti telefonici e la volontà reciproca di rivedersi in città subito dopo l'ok della Covisoc previsto martedì per l'iscrizione al prossimo torneo di Serie C, conclusa alle 23:52, 8 minuti prima della scadenza. Sciotto comunque ha già pronte le alternative in caso di settima stagione alla guida dell'ACR, soluzione poco gradita dalla tifoseria.
I suoi quadri tecnici darebbero più di un indizio sul tipo di stagione da affrontare. Tanti giovani, solito minutaggio, organico ancora una volta rivoluzionato e per la panchina Ezio Raciti, in netto vantaggio su Raffaele Novelli, vicino alla Gelbison. Da verificare invece se dopo 2 anni di collaborazione esterna Pippo Bonanno accetterà un incarico ufficiale. Ancora pochi giorni e si avranno le prime risposte, anche perché la nuova stagione parte il 20 agosto con l'esordio in Coppa Italia, pur essendo il Messina disciolto, cronicamente in ritardo sulla tabella di marcia estiva. Finisce qui questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.